Benvenuti a Dietro le Quinte. In questa puntata Ray Gelato e The Giants per Bari in Jazz a Torre Maizza per l'orchestra della Magna Grecia, Gaia Gentile e Beppe Del Re in l'Anima Pop allo Yachting Club di San Vito a Taranto. Torre Maizza Bari in Jazz con un ospite esclusivo, abbiamo qui Ray Gelato. Innanzitutto parliamo subito del programma di questa sera. Well, I never plan it. Lui non fa mai programmi, lui suona sempre a sorpresa e quindi ogni sera fa un programma diverso e fa canzoni swing sue degli anni 30-40 e ovviamente questa sera ci sarà anche una piccola sorpresa di alcune canzoni italiane in italiano. Parliamo adesso della storia di questo gruppo. Come vi siete incontrati e come è nata questa empatia? Well, Allora, loro sono un gruppo da tanto tempo e quindi collaborano insieme veramente da tanto e anche escono insieme, sono veramente buoni amici, c'è un grande feeling tra di loro e una grande empatia e quindi diciamo non hanno problemi, sono dei grandissimi musicisti e collaborano insieme. Lui non capisce come alcune band rimangono insieme e non riescono ad andare d'accordo. You drool, just like a pasta fazool, that's a morning. Or you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. Ray Gelato ha suonato per la regina Elisabetta, nel 2001 ha aperto il concerto per Robbie Williams alla Royal Albert Hall e ha suonato al matrimonio di Paul McCartney. La band ha partecipato a importanti festival internazionali ricevendo recensioni positive e contribuendo a colonne sonore di film e serie TV. Nel 2012 viene pubblicato Wonderful The Italian Songbook che unisce l'estetica britannica allo swing italiano, includendo classici come Via con me, Torna sul Riento e Sottercielo de Roma e due pezzi originali come Fuma e Mambo Gelato. E adesso parliamo del CD, del disco, dell'autore che bisogna assolutamente ascoltare. Secondo te qual è? Well, I got many CDs. Ne ha fatti talmente tanti che comunque diciamo almeno oltre una quindicina, ma sicuramente ora ne sta facendo uno ma non è ancora pronto, è stato registrato live al Soul Club Jazz Club, che è un club molto importante a Londra, e sicuramente uno dei che lui preferisce di più è quello che si chiama The Italian Collection, dove ci sono le canzoni più famose, Buonasera signorina, That's Amore, insomma sono tutte le canzoni che sono importanti per lui, quindi diciamo, quello per lui è il momento e poi quello che sicuramente verrà dopo e che ancora deve uscire però. Italian Collection. I said the stars make you drool, just like pasta fazool, that's a morning. But you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. Baby, when you walk in a dream, but you know, you're not dreaming, signore. My little baby, oh, excuse me, but you see, packing old happily, that's a morning. Adesso parliamo di musica da film. Hai scritto per il cinema, adesso che cosa ti piacerebbe scrivere? Per che tipo di film? Well, In realtà lui non ha scritto colonne sonore, ma alcune sue canzoni sono state scelte per alcuni film importanti, quindi gli piacerebbe che altre canzoni venissero scelte, quindi ci dovrebbero essere più film scozzesi, tipo anche serie televisive tipo I Sopranos, e magari anche lui come attore che potrebbe fare il ruolo. E adesso parliamo di musica. È difficile fare musica oggi, secondo te? Come la vedi? yeah, I think it's much more difficult than it was. Non è facile perché in questo momento c'è una piccola crisi. Lui è molto contento quando ci sono comunque anche delle band giovani che diciamo, escono fuori e diventano importanti, e ha una figlia di 16 anni che comunque lo tiene anche aggiornato per quanto riguarda tutte le novità e lo tiene più giovane e vivo, e lui è molto felice quando vede che ci sono delle band giovani emergenti che riescono. Ears and mind open, you know? E a questo proposito un consiglio per i giovani che vogliono fare musica. Detto da te che ci sei riuscito, che cosa consigli? Oh, it's easy. Practice.
practice a lot. Allora, pratica e ascolto, vuol dire che praticamente lui ascolta e diciamo, non fa lo swing, ma ascolta anche tante cose. Ci sono tanti diciamo, performer bravi e tanti cantanti bravi, Louis Armstrong, cioè tanti che bisognerebbe ascoltare, quindi ascolto e pratica sono i due elementi fondamentali. If you want to be a musician, La canzone, il brano che tu preferisci e che racconta qualcosa di te, qual è? well, of course, it's songs I write myself. Beh, ovviamente le sue canzoni che hanno dei titoli particolari che non ti traduco, ma ora l'ultima che ha detto è togli il telefono, cioè poggia il telefono. Sono tutte le sue canzoni che sono quelle a cui lui è legato, perché sono delle azioni che poi diciamo, ricorrono nella sua vita. Another one called Around the Block, you know. Grazie mille per essere stato con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Hello, everybody, and thanks for your lovely support. I hope to see all of you one day when we play in concert in beautiful Italy and beautiful region of Bari and the south. Dietro la Quinta, is that right? Yeah. So hello, Dietro la Quinta from Ray Gelato, and thank you so much. Molto grazie. We love you all. Yeah. Carina, Alex Venturata, sì, carina, ma con il pronto sembra che bella, Stella Stella, che manca c'è, perché carina, carina, carina sei tu, simpatico da Gianna ne più, accanto al cantare, carina tu sei fatta per amore, carina. L'Orchestra della Magna Grecia è diretto dal maestro Giacomo De Siante con le voci di Gaia Gentile e Beppe Del Re, con Anima Pop allo Yachting Club di San Vito a Taranto. Giunta alla sua 21esima edizione, la rassegna di concerti al tramonto per rivolgere con la musica e l'Orchestra della Magna Grecia una dedica al tramonto. 6 appuntamenti in tutto per offrire al pubblico e ai turisti momenti di alto profilo culturale con protagonisti, siti e villaggi fra i più noti e apprezzati della provincia pugliese. Il Magna Grecia Festival, con la direzione artistica di Piero Romano e a cura dell'Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto e la Marina Militare. Che cosa è cambiato da prima, dagli anni 70 ad oggi? La musica come si è evoluta? Questa è una bella domanda. Diciamo che potremmo dire in maniera ironica che si è involuta, però la bellezza di queste musiche degli anni 70, che sono delle canzoni dirette, dei testi diretti che parlano direttamente a chi li ascolta, perché abbracciano una sorta di inconscio collettivo dove tutti quanti noi ci possiamo ritrovare. Oggi, secondo me, dopo un momento di stasi, di mancanza di stimoli, paradossalmente si sta guardando indietro per prendere nuova linfa e dire qualcosa di nuovo, facendo frutto della storia. Gaia, una qualità canora di Beppe qual è? Io adoro le voci, quelle pulite, quelle corpose, quelle appunto che hanno la vocalità e quella tecnica all'interno con la quale insomma si può, oltre che il tema, si può spaziare, si può improvvisare, insomma Beppe ne ha tante di qualità, è difficile. È difficile, ma è vero che esistono delle voci idonee per un determinato stile musicale. In questo caso Gaia, tu come la vedi? È una voce per? Ma Gaia ha una voce molto duttile, molto fresca e soprattutto ha una proprietà comunicativa che conta molto più delle doti vocali. Quindi è una persona che arriva, che ti racconta qualcosa, e questo vale molto di più di tante voci belle. Poi è una questione soggettiva la voce bella, cioè qual è una voce bella? Possiamo dirlo eufonicamente, una voce bella è un segnale che arriva. Da un punto di vista di gusto noi abbiamo tante cantanti che hanno voci magari graffianti, sporche, rauche, eppure comunicano qualcosa. La voce è un pretesto, come il testo è un pretesto per poter dire qualcosa, per poter raccontare se stessi, per poter dare a chi ci ascolta, chi è davanti a noi, un momento di evasione, di divertimento, proprio da divertere, nel dare uno stop a quelli che sono le preoccupazioni, le ansie, le faccende del giorno e godersi una serata come questa bellissima serata qui allo Yachting Club. Mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di risponderle sì, ma senza mai guardarla negli occhi.
se il cuore è uno zingaro e va. Ci dai un consiglio per i giovani? Per chi vuole fare musica oggi, che cosa deve fare secondo te? Imparare ad amare l'idea di fare tanta gavetta, perché può sembrare una cosa, è bello il successo facile, ma poi gestirlo è un'altra storia, per cui fare esperienza, studiare, ascoltare tanto, girare, non stancarsi di far fatica anche nella vita, oltre che ovviamente prendersi il bello del nostro mestiere. Odio l'estate, se calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Oh, estate. Come ha organizzato questa stagione? Qual è il segreto per abbracciare tutte le platee, dai giovani a un pubblico un po' più esigente? Forse devo partire dal fatto che l'Orchestra della Magna Grecia organizza 4 festival. Questo è il terzo festival dell'anno. Abbiamo il Mysterium ha sempre una finalità, valorizzare la nostra Pasqua. Poi abbiamo il MAP che è fatto in collaborazione con gli architetti per la valorizzazione di luoghi meravigliosi nostri che forse sono poco conosciuti eppure tanto belli, tanto importanti, con tanta storia. Questo invece è il Magna Grecia Festival, noi lo facciamo, è la 21ª edizione e la facciamo per valorizzare i nostri lidi. Poi abbiamo gli eventi che sono la nostra forza. Grazie mille per essere stati con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Un saluto al pubblico di Dietro le Quinte, da me Gaia Gentile. Un saluto a tutti coloro che guarderanno questa intervista, questo programma, e ci auguriamo che anche questi ragazzi più giovani che abbiamo detto prima si possano avvicinare a un repertorio un po' più antico come lo chiamano loro, ma solo per un motivo, perché non si può dire nulla di nuovo senza conoscere quello che c'è stato prima, quindi la musica è bella tutta. Adesso l'Orchestra della Magna Grecia ha creato un vivaio, quindi abbiamo l'orchestra giovanile, dalla quale l'orchestra degli adulti, dei grandi professionisti che abbiamo, da lì insomma attingeranno. Come poterti dire che questa mia canzone già ti appartiene, mi parla di te. Prendimi, comprami, con quegli occhi di diamante che ora scintillano e il resto ormai non conta niente. Riportami l'eternità in un attimo e sarò il tuo infinito in un istante. Già ti appartiene, mi parla di te e tu con me. Come poterti dire che questa mia canzone già ti appartiene, mi lascia di te come in un regalo di Natale, la curiosità di non sapere cos'è. E con questo è tutto. Per rivedere tutte le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.